Amici di Sportisili, buon pomeriggio. Un saluto dal vostro caro Marco Genuso, pronto per commentarvi la sfida che vede scendere in campo Isola Calcio a 5 e Palermo Futsal Club. Vediamo subito la squadra ospite entrare in campo con qualche defezione, ma ormai non è più una novità per questa stagione. Manca oggi ad esempio Gennaro, uno dei protagonisti nella bellissima vittoria contro la Vigor San Cataldo, con un gol e diciamo 2 assist. In realtà non li abbiamo contati quei 2 assist perché non è stato l'ultimo a toccare effettivamente il pallone sia nel gol di Sujon che in quello di Nicchia, però tanto merito sicuramente di Gennaro, che non entra nel tabellino degli assist man in quella partita, però il merito è sicuramente tanto suo. Nel frattempo ancora l'Isola non è arrivata, sta continuando il proprio riscaldamento prima delle match e noi ne approfittiamo anche per dare qualche informazione relativamente alla sfida, perché la classifica vale sempre tanto la pena guardarla. L'Isola Calcio 5 al momento è al quarto posto con 23 punti, un'annata straordinaria quella della formazione isolana. Invece il Palermo Futsal Club sta faticando, però sta facendo comunque una buonissima stagione, 10° posto, 15 punti. Insomma, 2 squadre che oggi si affrontano nell'ultima di andata, che però hanno chiaramente tante ambizioni. Da un lato una squadra che vuole sicuramente raggiungere quanto prima possibile quei punticini per salvarsi, dall'altro invece una squadra che a questo punto deve veramente fare il tutto per tutto, deve andare a fare unplane, come si suol dire, per puntare le prime 3 posizioni, perché al momento è vero che l'Agrigento è un po' distante, però l'Isola oggi ha l'opportunità, visto che la formazione agrigentina riposa, di accorciare sempre di più la classifica. Nel frattempo l'Isola con il completo bianco e inserti azzurri invece ha trovato il Palermo Futsal Club con maglietta rosanero classica, in blu invece Giovanni San Martino, così come Giuseppe Megna, che però al momento non vediamo, il che è molto strano perché è un ragazzo molto alto, ma credo sia in panchina probabilmente. Nel frattempo sta arrivando anche il trio arbitrale, il signore Tullio Graziano, il signore Alessandro Bruno e Gabriella Picone a completare. Quest'ultima sarà il crono di questa partita. Frattempo anche il fischio del signor Graziano, perché bisogna entrare, ma credo che tra un po' accenderanno anche le luci, perché effettivamente l'immagine al momento è molto scura. Non è perfetta, però noi ci fidiamo della gestione del campo del no camp.
Vai Giallo! per effettivamente accendere queste luci in modo tale anche da vedere decisamente meglio questa partita. Capitano Giacomo Catalano, per lui stagione come sempre positiva, un giocatore che conosciamo tanto tanto bene. Aveva lasciato in realtà lo scorso anno proprio l'Isola Calcio a 5 per andare al Tremme, poi è ritornato però perché questa è casa sua. Fascia capitano infatti è proprio al suo braccio l'altro capitano, e invece lo conoscete molto molto bene perché Capitan Vito La Fiura, seguito da Lorenzo Chinnici, poi di Chiara Lopez, Sujanne, San Martino, Megna, Terranova, Corsino, Meli, Alario, Diego e Alessandro Nicchia. Questa è già una piccola novità perché Di Chiara solitamente è l'ultimo della fila, chiude sempre lui la fila. Questa volta non è così. Nel frattempo con i riscaldamenti anche Gregorio Abbate, uno dei portieri più forti di questo campionato, con una difesa che ha subito soltanto 35 gol ed è la terza di questo campionato. Dall'altro invece vediamo infatti i portierini Giovanni San Martino 2005 e Giuseppe Megna 2006. Insomma, l'età media dei portieri è molto giovane perché il terzo portiere, ma non è il terzo portiere perché anzi è stato forse il primo, level forte, è stato il primo per tutta la stagione, quasi tutta la stagione, fino a dicembre, ovvero Agostino Raccampo, un classe 99, quindi comunque il Palermo Futsal Club punta sui portieri giovani, questo è un po' si è capito. Nel frattempo si va anche in panchina per salutare il tecnico Mr. Buccheri e poi completare anche l'Isola che va dritta da Mister Gentile, da Leo Gargano. E poi come sempre presente il fotografo Mirko Valenti, pronto ad immortalare con la sua meravigliosa macchina fotografica ogni qualsiasi momento. Sono già le 5:01, quindi sono già un pizzico in ritardo, con il signor Graziano che si sta dirigendo verso il centro del campo. Vediamo giochi titolari, vediamo San Martino, Lopez, Corsino, Sujanne e dovrebbe andare Vito La Fiura, ma occhio alla possibilità di vedere in campo anche Alessandro Nicchia. Vedremo. Panchina credo per Lorenzo Chinnici, questa è un po' una novità perché Lorenzo Chinnici è un giocatore che cui piace giocare dal primo. Dall'altro lato invece vediamo sicuramente con la numero 8 Guido Giambona, sono due Giambona oggi, poi Di Cara con la 22, la vedete con la scarpe fucsia, poi Madonia con la 15 e poi capitano Catalano tra i pali, l'abbiamo detto, Gregory Abbate. Intanto noi vi mostriamo anche lo scoreboard e poi il risultato, ricordiamo, è di 0-0. Stiamo iniziando veramente di momenti con il primo tocco che sarà dunque di Catalano che sta guardando i compagni e dunque un quintetto abbastanza importante con Di Cara, Catalano, Madonia, Giambona e appunto Abbate. Anche primo tocco di Catalano, dunque ci aspettava forse Arato dal primo, però è una soluzione sicuramente che si presenterà gara in corso. Giambona, Di Cara, sentite già la voce di San Martino. Intanto Corsino è laterale al momento, con Lopez che dovrebbe giocare da centrale, però al momento è un po' fuori posizione. Si gioca a uomo, infatti dritto su Di Cara. Madonia, Catalano, squadra molto molto solida quella dell'Isola, squadra che cerca sempre di imporre il proprio gioco soprattutto tra le proprie mura, in cui veramente un fortino espugnabile, vince sempre dentro casa l'Isola. Scorsa partita invece ha vinto contro il Bonifato Alcamo, una gara molto molto complicata ma ben fatta, 3-4 risultato, vincendo una sfida veramente tantissimo importante, ma una squadra che fuori casa fa tanto bene. Ad esempio ha pareggiato anche con l'Agrigento, quello scontro diretto 7-7, tra l'altro con una gran bella rimonta, quindi una squadra come l'Isola che quest'anno forse non partiva nel stile di partenza tra le migliori di questo campionato, ma lo sta facendo vedere con grande qualità. Intanto Lopez, La Fiura, Corsino, si torna da San Martino, poi va giù Catalano e qui forse poteva anche starci intervento falloso. Infatti San Martino credo si aspettasse questo fischio, che però non è arrivato, di conseguenza rimessa a terra regalata all'Isola, che adesso riparte con Vincenzo Madonia che affronta Sujanne. Giambona, Di Cara, poi Catalano vuole girarsi su Lopez, anche qui forse ci poteva stare un fallo, insomma
Diciamo che Lopez e Catalano non si stanno facendo i complimenti da un lato e dall'altro, prima fallo di uno, poi fallo dall'altro, in entrambi i casi però non sono stati fischiati. Diciamo, pareggiano forse questo conto, ma credo sia uno scontro che vediamo per tutta la partita, perché Lopez è un giocatore che accetta tanto lo scontro fisico. Catalano scivola, Madonia, tocco dietro, Di Cara, c'è largo Giambona, si fa infatti sul numero 8, esce su John in pressione, poi Di Cara, tiene ancora il campo, Madonia la tiene contro Corsino, finta, non calcia, trova Di Cara, può farlo lui Corsino, braccio troppo largo, dice Corsino, è attaccato al corpo, ma non per il signor Graziano che fischia, non la fischia del signor Bruno che invece era da quel lato. In questo caso ci dovrebbe fischiare effettivamente e quindi calcio di punizione con Madonia che potrebbe sbloccare questa partita. Purtroppo non ne vediamo il cronometro, però iniziato da poco. Madonia non trova la porta, ma forse c'è stata anche una deviazione e infatti così è. Madonia, se rientra destro-sinistro, sceglie il mancino, poi parecchia, Di Cara potrebbe cercare la conclusione, se la costruisce e non trova la porta, non per molto, calciato bene. Corsino su John, Corsino, Lopez, pressione alta di Cara su John, prova il dribbling su Catalano, e poi anche sentite la voce di Abate che non è capitano, però è un giocatore molto molto importante per la squadra, a chiamare la pressione alta. Palermo però è in difficoltà, manca un po' forse secondo me di velocità in campo. Di Chiara e Nicchia potrebbero essere due frecce molto importanti per mister Gentile, vedremo se e quando li utilizzerà. Penso che sicuramente entreranno, però non adesso. Catalano con Lopez, ancora la meglio, apparecchia per Giambona che non sbaglia, sfrutta il rimpallo ed è 1-0. Ricomincia. Poi Sujan prova subito a cercare la porta, un po' di problemi con il risultato. Ok, tutto fatto. Sujan, Corsino dritto su Di Cara. È un Palermo con poco entusiasmo oggi. Sujan, Di Cara, Lopez a contrastare per la tira lunga. Sujan la mette giù, punta Madonia, cerca di calciare col sinistro, ma sul fondo Sujan va giù, poi da terra cercava un calcio di punizione, però è stato fischiato. Catalano, poi la Fiura contrasta, l'ultimo tocco è proprio del capitano dell'Isola. Questo scontro con la Fiura è nostra. E quindi rimessa laterale con Sujan. Corsino allunga il campo verso Lopez, però scelta abbastanza complicata. E poi la Fiura chiama Lopez, dice di avanzare perché vuole una pressione alta il capitano. Di Cara contro Lopez, lo punta, veloce Di Cara, molto rapido, poi si appoggia da Madonia, sempre una palla in cassaforte quando si fa dal 15. Vedremo che al momento ha in panchina tre giocatori molto molto veloci come Chinnici, Di Chiara e Nicchia, e chissà che non sia uno schema di mister Gentile che poi sta partendo con un quintetto un po' statico, però poi magari li schiererà tutti e tre insieme per giocare un po' sulla velocità. Vedremo se effettivamente sarà questa la scelta. Ma Corsino, la Fiura, poi però giocherà fermo effettivamente. Lopez su John, lo fronteggia Madonia,
Sujan rientra, attacco, Corsino, sporca la conclusione e poi la finta bella di Sujan che va a calciare dritto però su Giambona, che poi si complica tanto la vita. Palermo lavora su quel pallone ma non riesce a portarlo avanti. Di Cara è veloce, punta l'uomo Di Cara, Sujan sul pallone, il contrasto di Sujan che però non riesce a sradicarlo nella maniera più totale del termine, quindi Giambona. Di Cara, pressione di Lopez, esce anche Corsino ad inseguirlo. Madonia gira tanto la palla lì, Madonia fa una bella finta di corpo, poi Sujan va in anticipo, cercava l'anticipo ma non gli riesce. Di Cara punta su Giallo, salta nettamente Di Cara, San Martino molto molto bene qui a chiudere. Adesso Corsino cambia gioco su Lopez, palla regalata però ad Abate. Di Cara, si fa vedere Catalano, non lo serve però Giambona, quindi Madonia può avanzare. Madonia scambia con Catalano, palla di ritorno, poi finta ancora. Sujan lo guarda dritto negli occhi, Madonia cerca il tocco, sbaglia il passaggio, poi Sujan col tacco in mezzo, Sujan va giù, forse c'è sta anche il giallo. No, non c'è cartellino giallo. Poi Catalano si tocca il fianco, forse nel modo di cadere su John magari lo avrà colpito, saranno scontrati. Va la Fiora a battere, chissà che non calci il capitano, però insomma sembra molto complicato da lì. Va la Fiora, cerca la porta, Abate, non perfetto qui, se l'era un po' fatta sfuggire. Ha fatto bene a provarlo la Fiora, sembrava una conclusione molto molto difficile. Intanto Madonia con un gomito forse un po' troppo alto, con Lopez che si prende il calcio d'angolo. Va Sujan a battere, c'è la Fiora fuori. Va Corsino, fa meta però, faccia molto molto. E poi mister Gentile chiama Lopez, credo per Chinnici, vediamo, tanto fuori Di Cara, dentro Arato. E poi Chinnici in campo, infatti Arato, bel dribbling subito su Sujan, si presenta così il 20, miglior marcatore al momento dell'Isola. Ci aspettavamo dal primo. Madonia, esterno Catalano in mezzo a due, Sujan a dar fastidio, poi Corsino mette una pezza, San Martino sbaglia con Sujan che è rimasto anche giù. La Fiora, poi Chinnici, rischia tanto Chinnici, poi Corsino, la Fiora, palla fuori. C'è tanta confusione in campo, Sujan è dolorante. E quindi messa laterale per l'Isola. Poi palla subito a cercare Catalano, era forse un tiro probabilmente di Arato, non credo, un passaggio, era veramente tanto tanto forte. San Martino per Chinnici, porta a spasso un po', Sujan 1-2, non si concretizza però. Corsino di prima, la Fiora col tacco allunga il campo, ma Palermo con poche idee al momento. Arato, Giambona, Arato ancora, soltanto un'occasione per il Palermo, quella. Tanto Chinnici ferma Catalano in anticipo, soltanto un'occasione per il Palermo, quella di La Fiora sul calcio di punizione, a parte quella non si è mai affacciata dalle parti di Gregorio Abate. La Fiora, Corsino per Chinnici, torna dietro da La Fiora, palla in verticale per Corsino, dritto su Abate che sul primo palo si è fatto trovare pronto, poi si arrabbia un po' La Fiora che voleva sbloccare pareggiare questa partita. Chinnici in anticipo su Arato, La Fiora dopo il tocco di Corsino, La Fiora destro-sinistro, sceglie il mancino, non c'è deviazione, solo La Fiora. Abate, Catalano, Giambona, Madonia, lo fronteggia Corsino, poi si va da Catalano in mezzo a due come sempre, vuole passare, tanto è entrato in campo anche Di Chiara al posto di Sujan. Adesso con Chinnici e Di Chiara sicuramente ci sono due velocisti in più, manca Nicchia che è un po' un altro giocatore molto rapido, chissà che non possa fare il suo ingresso al posto
magari di Corsino con Chinnici messo centrale o al posto di La Fiura, perché dicevamo manca anche Gennaro, di conseguenza manca un po' una riserva, se si può chiamare tale, chiaramente di La Fiura, perché Gennaro è un titolarissimo sicuramente e molto spesso Mister Gentili si affida a entrambi i suoi pivot, giocando con La Fiura un po' più largo. Catalano, bel movimento a parte dell'attaccante che come sempre è molto molto elegante. Madonia senza guardare Giambona, anticipo di petto di Corsino che la tiene lì, dichiara, nasconde la palla su Giambona, poi l'ultimo tocco è proprio dell'8 in maglia bianca con la rimessa che si va a prendere. Nel frattempo si sta riscaldando anche l'altro Giambona, sono due, ricordiamo, dell'Isola, due gemelli. Dichiara, sbaglia il tocco, dentro Delisi per Catalano con Arato che andrà a fare il pivot e dunque adesso un po' più di velocità in campo sicuramente per la formazione di casa. Chinnici, La Fiura, Corsino, 1-2 che non si concretizza. Poi Giambona a battere, però guadagna qualche secondino, aspetta Delisi, pressione alta del Palermo adesso con Chinnici su Madonia, La Fiura su Giambona e dichiara invece pronta a uscire adesso. Abate Arato contro Corsino, bello qui l'aggancio di Arato, ma era complicato metterla giù perché Corsino gli aveva praticamente andato a duello fisico e Corsino è un giocatore molto fisico. Dichiara mezza a due, dichiara, si allunga il pallone ma sbaglia tutto. Madonia punta la porta, Madonia addosso per Corsino, poi palla che rimbalza dritta tra le braccia di San Martino che non prova il rilancio lungo ma preferisce appoggiarsi da Lorenzo Chinnici. Poi tanto Nicchia a toccare questa palla che è entrato al posto di La Fiura. Adesso sicuramente Nicchia con Giambona avrà un compito molto complicato perché Giambona è un giocatore molto molto fisico, tanto Delisi ha fatto male Delisi, quindi Dichiara ha lasciato perdere un'azione offensiva, ha preferito far uscire il pallone fuori, sicuramente gesto di sportività da parte di Dichiara. E Dichiara qui Delisi si sta toccando la caviglia. Tanto dolorante, addirittura mani sul volto per lui. Veramente potrebbe essere una brutta notizia per l'Isola. Con Dichiara che dovrebbe entrare. Dicevamo quindi il compito di Nicchia sarà abbastanza complicato perché Giambona è un giocatore molto fisico, Nicchia è un giocatore rapido, veloce, però da pivot un po' ancora fatica perché infatti qui subito Giambona ha fatto sentire decisamente tanto rumore nel contrasto. Nicchia dichiara, si gira, palla di ritorno per Nicchia, molto largo Giambona e non c'è nulla. Era vicino il signor Bruno ma non ha fischiato nulla. Corsino, Chinnici. L'hai visto, lo so che l'hai visto. Palla dentro Corsino, Chinnici cerca il mancino ad incrociare ma la prende abbastanza male. Adesso Dichiara per Giambona, c'è largo Madonia, infatti palla va sempre sul 15 che inizia sempre la sua l'azione dell'Isola, comincia sempre dai piedi del 15, intanto fuori Giambona, dentro l'altro Giambona, insomma per la telecronaca da questo punto di vista un po' ci aiuta perché è sempre Giambona, non possiamo sbagliare che la prenda uno non l'altro, di conseguenza dovrei specificare il nome, questo è sempre Giambona, insomma, chiaramente più semplice. Intanto Corsino, Chinnici per Dichiara, la tiene, poi finta di ridarla Chinnici, ancora Dichiara, sempre Chinnici, questa volta parte con Chinnici che si aspettava lo scatto e poi Nicchia con l'ultimo tocco che è proprio di Giambona. Effettivamente Nicchia allora un po' si è aiutato un po' con le braccia, credo, quindi potesse anche starci, però fallo, forse l'entità era veramente troppo debole, quindi forse per questo il signor Graziano non ha fischiato nulla. Va Dichiara a battere, palla dentro Corsino, la para praticamente Nicchia. Chissà come sarebbe andata se questa palla fosse passata, perché
era veramente un tiro molto forte. Abate da lì deve avere dei riflessi veramente tanto importanti, che ha, per carità, però era comunque molto complicato respingerlo. Tanto De Lisi è ritornato in panchina, però sembra molto dolorante. Madonia contro Di Chiara. Poi Arato fa sportellate con nicchia. Giambona, Di Chiara lo pressa, ruba anche il pallone. Non un buon ingresso per Giambona. Di Chiara si autolancia, taglia il campo verso Arato e poi riparte il Palermo un 3 contro 3 adesso. Corsino per Nicchia, palla profonda, la controlla, Nicchia mette dentro, non c'è nessuno. Però c'è un fallo per Madonia ed è giallo addirittura, però non l'abbiamo visto perché stavamo seguendo il pallone. Fallo su Nicchia, però non abbiamo visto. Credo sia stato forse un pestone. Quindi calcio di punizione per il Palermo che continua ad affacciarsi dalle parti di Abate. Adesso, dopo un ottimo inizio dell'isola, il Palermo sta cercando di gestire maggiormente il pallino del gioco. E poi Abate spinge Chinnici e anche Di Cara. Sicuramente, infatti Chinnici dipende il pallone, decide l'arbitro dove devo... E poi sempre Di Cara a dar fastidio a Chinnici. Poi Chinnici a battere. E quindi va Chinnici, praticamente un calcio d'angolo. E poi il signor Graziano dice alla panchina forse qualcosa. Tutti in piedi, 8. Però che alzavano le mani, lei non l'ha visto, signore. Raga, sediamoci e basta. Va Chinnici dentro per Nicchia e Giambona salva ancora il gol. E Fermo sta calciando in porta, ma non dalle parti di Abate, prende sempre qualcuno all'ultimo praticamente. Prima era lo stesso Nicchia, adesso invece Giambona. Chinnici dichiara 1-2, palla che passa, ma il pallone viene conquistato da Di Cara, bravo in fase difensiva, in mezzo a due. Di Cara qui fa una magia per allontanarsi. Due maglie rosanero vicino a lui. Madonia, volontario dei compagni, Di Chiara lo guarda negli occhi, poi Arato, Corsino da terra addirittura, e poi forse fa fallo, no? Si chiedeva un fallo da parte di Arato su Corsino, ma non abbiamo visto purtroppo, c'è un po' di persone davanti. Giambona allarga Di Cara contro Chinnici, lo sfida, vediamo, va sulla velocità come sempre sull'esterno, poi deviazione, palla in calcio d'angolo, quindi con San Martino che si mette sul primo palo, ma anche Chinnici. Palla dietro, Giambona, Madonia, aggancio non perfetto, non come sempre invece, perché è un giocatore da un aggancio praticamente felpato. Corsino in anticipo, deve partire Corsino, deviazione, sarà calcio d'angolo. E poi l'urlo da parte di Gianluca Corsino, che sta vivendo un gran momento di forma nelle ultime partite, sicuramente è mancato nelle prime giornate, lui ha avuto anche un infortunio nel match contro il Bonifato. Va Di Chiara a battere, mette dentro, trova poi Arato, poi Giambona, Di Chiara ancora, va sportellate Nicchia e l'ultimo tocco è ancora bianco, quindi sarà rimessa rosanero. Di Chiara per Chinnici, prende Di Chiara, poi Corsino, Chinnici ancora, pressione alta di Cara, Alex Merlo, anche ex Athletic Club, intanto è entrato in campo De Lisi, quindi tutto ok fortunatamente per lui. Tranne Chinnici che va subito a sradicargli il pallone. Non aveva nemmeno praticamente toccato il pallone precedentemente, De Lisi era entrato ma non ha avuto il tempo di fare vedere tutta la sua qualità. Lo fa adesso invece al posto di Madonia, quindi Abate, bel lancio qui, forse un po' troppo profondo, era partito bene, poi dentro Girgenti al posto di Arato. Chinnici intanto su Gianni è stato in campo al posto di Corsino, che non era ancora uscito effettivamente, quindi tutti i cambi adesso sia da un lato che dall'altro, chiaramente i portieri, è un po' difficile vedere dei cambi in porta. Chinnici su Gianni, lascia scorrere, ma il campo è finito.
poi Chinnici si scusa con Sujon, e Sujon infatti con un pollice alzato dice ok, va bene. Abate vuole il lancio su Girgenti, deve fare questo tipo di lavoro l'attaccante, poi nicchia ad aiutare Chinnici, riparte Nicchia, guarda la porta, dritto su Abate, che con molta tranquillità poi sbaglia qui Di Chiara, anzi, perché Di Chiara gli aveva preso il tempo sulla velocità. Giambona, Delisi, se punta su Jonner, raddoppio di Di Chiara, poi Di Chiara guarda la porta ancora su Jonner. Delisi, Di Chiara, adesso Delisi ancora, l'ex Athletic Club Palermo, così come Di Chiara, erano compagni lo scorso anno, poi Di Chiara in realtà è andato alla Merlo, facendo una grande stagione, permettendo anche una salvezza molto molto tranquilla, più che altro una stagione un girone di andata di poco clamoroso da parte della promozione rosso-blu. Tanto dentro la Fiura per Nicchia, si sente complice anche il fatto di avere un giocatore come Davì, lo scorso anno ha influito tanto nel girone di andata, la Merlo che ha avuto veramente tanti punti, poi il giro di ritorno un po' si è sofferto, però è chiaro che l'obiettivo era sicuramente quello della salvezza, è stato raggiunto con ampio merito. No. E quindi rimessa laterale con Sujon vicino a lui c'è Chinnici, poi Girgenti Di Chiara invece è un po' più avanti per pressare alto, per cercare di un po' disturbare la manovra rosanero. Scambiano Sujon, adesso la Fiura torna dietro Chinnici di prima, Di Chiara guarda la porta, cerca invece un tiro direttamente tra le braccia di Abate, che non ha fatto ancora delle parate importanti, le hanno fatte però probabilmente prima un suo avversario, ovvero Nicchia, che ha parato un tiro di Corsino, poi Di Chiara fa fallo e poi invece è stato Giambona a salvare su Nicchia, però quella di Nicchia sembrava un po' più semplice in realtà, quindi credo l'avrebbe presa Abate. Quello invece di Corsino non lo so, qualche dubbio effettivamente rimane, perché sembrava un tiro molto rapido, molto veloce, potente soprattutto, e da quella distanza sembrava molto complicato. Quello di Nicchia invece sembrava un po' più addomesticabile per il portierone dell'Isola, che ripeto al momento poco più a sinistra, Vito, sinistra, scendi qua, vieni. Non ha fatto chissà quante parate, ha fatto 3-4 parate, ma tiri abbastanza semplici. Delisi per Giambona, palla sul lungolina, mette dentro, c'era Girgenti a secondo palo, ma la palla è andata leggermente più a rimorchio che sul secondo. Chinnici per Di Chiara, Palermo che sta cercando di gestire il gioco, ma non si presenta tantissime volte dalle parti della porta avversaria. Chinnici apre centralmente e Abate con serenità si appoggia. Pressione di La Fiura, poi sbaglia invece Di Chiara, che si lamenta tanto con Delisi, che gli ha detto fallo, quindi probabilmente volevano chiamare forse uno schema sulla pressione, che però non è arrivato. Palla dentro, Abate, Di Chiara e poi scontro con Abate, dato praticamente un contrasto aereo, provando un colpo di testa molto complicato. Abate ha respinto, messa giù, ci auguriamo sia tutto ok per Gregorio Abate. Nel frattempo nel frattempo è 2 ore in campo. Nel frattempo si sta riscaldando anche o meglio non si sta riscaldando, ma si è levato la pettorina, ma credo che sia tutto ok per Abate. Abate è molto arrabbiato, ovviamente un fallo.
la Giambona. Arato nel frattempo si è rimesso la pettorina il secondo portiere, quindi tutto ok, non dovrebbe lasciare il campo. Abate. Giambona. De Lisi. Vuole nascondere il pallone a Di Chiara, ma lo sbaglia da solo. Chinnici. Finta centralmente su Girgenti, che lo segue comunque. Di Chiara su John. Poi vuole partire su John, ma viene fermato dal muro formato da Arato. Poi la Fiora sbaglia il tocco. Giambona. Girgenti. Non lo vuole fare girare Chinnici, infatti non ci riesce. Chinnici può puntare, Chinnici ancora sul mancino, apertura, la Fiora dentro sul secondo palo, non c'è però nessuno, palla inutile in questo caso da parte di la Fiora. Un Abate che va, si distende però non la tocca. E poi il signor Graziano sta discutendo con Abate, forse per qualche protesta ancora. Il signor Graziano dice tutta la partita e fai così. Abate, vediamo se prova a lanciare, questa volta va corto e fa una bella giocata perché Arato mette giù la palla, poi su Gianni a dargli fastidio. E poi nel frattempo credo time out perché non vediamo il signor Graziano al momento, però sì, è time out. Quindi piccolo momento di pausa al momento tra Isola e Palermo Futsal Club, risultato al momento di 1-0 per i padroni di casa che l'hanno sbloccata praticamente subito con Giambona che si è fatto trovare prontissimo sul secondo palo, o meglio, un po' un mix tra secondo palo e rimorchio. Non era proprio il secondo palo, non era nemmeno il rimorchio, era un po' una via di mezzo tra queste due posizioni e ha spinto la palla in porta senza nessun problema. Un rimpallo che aveva sfavorito la Fiora e Corsino. E al momento sta decidendo questa partita l'avanzata del numero 8 Giambona che sta concedendo ai suoi questo vantaggio. E si ritorna in campo. Nel frattempo in campo nuovamente Corsino al posto di Chinnici. Giambona su Delisi che sfida Di Chiara, nasconde il pallone, poi vede l'arrivo di La Fiora, decide di appoggiarsi tutto da Giambona. Girgenti con Corsino, lo tallona, poi Abate un po' in difficoltà, riesce comunque a spazzarla. Su John. Andrea. Di Chiara, contrasto di Delisi alla meglio Di Chiara che poi apre, poi va giù. Ed è brutto fallo di Girgenti, forse c'è giallo, sì. Rimasto giù. Questo sarà calcio di punizione, credo che la Fiora da lì voglia calciare. Però anche Corsino sta sistemando il pallone, la Fiora si è un po' allontanato, quindi potrebbe andare il mancino di Gianluca Corsino. Vediamo. Per secondo giallo, quindi per l'Isola, dopo Madonia, anche Girgenti beccarsi questa sanzione di colore giallo. Va intanto su John a battere, però attenzione perché la Fiora infatti sta andando un po' più indietro, credo per calciare. Esulto con la squadra, faccio prima. La barriera è formata dal solo Girgenti. Su John è uno schema per la Fiora, apertura Corsino, un po' la ciabatta, prende soprattutto il piede di Delisi, tutto rimandato. Corsino di prima, la Fiora, tocco centrale, Di Chiara la tocca, ma non basta a far partire su John che non ci ha creduto su questa palla, ma effettivamente è molto complicata. Abate, rilancio solito Di Chiara di testa su John,
prova un sombrero su Delisi, che però gli ruba il pallone e poi lo va a tallonare su Jean, gli ruba anche il pallone e poi Delisi lo butta giù. Questo credo sia un altro giallo. E incredibilmente non è giallo, però qui credo ci stesse maggiormente questo, forse gli altri, paradossalmente. Gli altri erano sicuramente giusti, ma questo credo lo sia anche di più, perché dopo aver perso il pallone lo ha tenuto e buttato giù, quindi questo è giallo sicuramente. Quindi sarà calcio di punizione comunque. Se su John è brasiliano, io ho 2. Mancano intanto 5 minuti e 31 secondi per il fine primo tempo. Corsino, La Fiura, spreca probabilmente il Palermo l'azione su Jean. La Fiura apre tutto da Corsino, che sceglie il piattone, su Jean si era inserito bene, ma non l'ha servito, e dunque Arato. Pressione in mezzo a 2, si torna dietro, Delisi. Un gioco a lei! Palla centrale Arato, Corsino lo ferma e poi Corsino suggerisce all'avversario di rialzarsi, utilizzando un epiteto leggermente più colorito. Corsino dichiara, al momento il pallino del gioco lo ha il Palermo, però l'isola comunque stare avanti. Corsino di prima, Nicchia entrata in campo al posto di La Fiura, si gira molto bene Nicchia, ancora Nicchia, apertura, poi la tocca sporca, ancora Nicchia, sportellate, spalla contro spalla. Arato alla meglio, fa valere il fisico. Adesso vediamo quindi Nicchia dichiara e La Fiura in campo insieme a Corsino. Giambona, poi La Fiura non vuole fare girare e questo è un po' lo stesso fallo di Madonia. Poi Giambona a battere calcio di punizione. Nel tempo credo che tra poco entri Catalano, che era prontissimo. Si batte rapidamente Delisi con dichiara che lo guarda dritto negli occhi. Giambona cerca il tiro da fuori, San Martino, e poi respinge Corsino. Ma la multa sempre alla società, perché non è da... Ma io tifo lì. Dove di questa? Poi rimessa laterale con Delisi. Palla un po' in mezzo. Arato fa sportellate tra Nicchia e dichiara la meglio. Corsino si complica la vita, riesce comunque a passare, serve La Fiura, fa salire i compagni. La Fiura vede Corsino, ma tocca tutto Giambona e risolve Arato. La Fiura col contrasto. Mancano soltanto pochi secondi. Recentemente diciamo mancavano 5 minuti, ma in realtà non è così, era l'orario semplicemente. Quindi ti fatti un po' beffare da un crono messo lì. In realtà non era un crono, era semplicemente l'orario del momento, quindi insomma vi chiediamo scusa, mancano pochi secondi. La Fiura dichiara, cosa c'è l'ultima azione? Corsino, secondo palo tentato, poi Arato una volta, Corsino la tocca ed è rimessa Palermo vicino al signor Graziano. Nicchia sistema il pallone adesso, va dietro da Corsino, dichiara, c'è l'inserimento di La Fiura, il tocco di dichiara ancora, va giù ed è calcio di punizione ed è il quinto fallo, dovrebbe essere. Vigenti è anche ammonito, rischiando un po'. Basta bonus, campa. Ed è quinto fallo. Manca veramente poco, si dice 40 secondi da qui sugli spalti. C'è dichiara, ma c'è anche Corsino. Cosa è calcia? Apertura, La Fiura, Corsino,
Dito da Di Chiara, si difende l'Isola con la Fiora, brutto aggancio. Palermo che forse sulle punizioni dovrebbe anche provare a cercare la porta, perché al momento l'Isola si mette tanto bene, non gli permette mai di fare degli schemi. Abbatte, palla lunga, Girgenti la controlla, poi nicchia dopo la chiusura di Corsi, adesso si può ripartire, la Fiura tocca verso Nicchia che però non ci arriva. Abbatte, va a lungo sempre da Girgenti, la controlla col petto, ma se la porta dritta fuori, ma c'è stata la direzione di Corsino, quando invece Vittorio Di Gara dice che va bene così per andare all'intervallo. 1-0 il risultato, un buon Palermo, al momento migliore rispetto all'Isola, ma il risultato favorisce al momento i padroni di casa. Ma intanto, come sempre vi ricordiamo, rimanete qui connessi, perché solo qui il secondo tempo della sfida. A dopo! Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita, perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto bello da parte di Oviedo, che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzato sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo, perché Lascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale, perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia. La doppietta da parte dell'argentino, che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara dell'Ilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori del Lascari Cefalù e allora prova ad approfittarne Spindola che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti Lascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa. Passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Moccero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias. E l'ultimo tentativo da parte del Lascari Cefalù che arriva stanco al finale. Il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi, ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore del Lascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Era una partita molto dura contro un avversario molto ben strutturato, con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha, diciamo, anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre, diciamo, quello che è il 100%, lo hanno fatto, lo hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista alle prossime.
Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime due in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti. Sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro si sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati bravi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione. Oggi comunque fare gol era pure difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra 2 squadre che vogliono fare il salto, noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria, in questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko? Sì, siamo contentissimi perché questa è una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile, perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato, perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene. Sì, no, chiaramente siamo ancora a novembre, quindi la classifica non la guardiamo in questo momento, perché l'importante in questo momento è riuscire. Siamo tornati live intanto per commentare questa sfida tra Isola e Palermo Futsal Club, risultato di 1-0. Vi mostriamo chiaramente il tabellino. 1-0, decide il gol di Giambona. Intanto si torna in campo, partiamo dai padroni di casa con Abate, Giambona, Arato, Madonia e Catalano. Oltre invece vediamo Nicchia, Chinnici, Corsino, Di Chiara e San Martino. E il primo pallone di questo secondo tempo verrà toccato da Alessandro Nicchia. Grande stagione per lui quest'anno. 14 partite, 5 gol e 7 assist. Bottino niente male per giocatore classe 2005. E si ricomincia dunque con Nicchia e Corsino. Di Chiara. Si fa vedere incontro Chinnici, ma si ritorna nuovamente a Di Chiara che cerca un sombrero, poi passa, Arato chiude tutto, Giambona, Catalano. Scontro di Catalano sicuramente con Corsino, che è il centrale del Palermo. Quindi ci immaginiamo una partita duellare. Catalano. Scarica Giambona, Catalano ancora. Insegue Nicchia il pallone. Poi di ritorno Arato, vediamo se cambia gioco, sta domesticando col suo mancino. Arato ancora, Giambona, inseguito, tenuto anche da Di Chiara, poi Madonia. Poi sbaglia il tocco verso Catalano, un po' troppo sull'esterno. Dai ragazzi, forza! E poi la voce anche di Manfredi Pazzaia, il vicepresidente del Palermo Futsal Club, pronto a caricare come sempre i suoi ragazzi. Di Chiara, Chinnici. Poi tocco verso Di Chiara, una bella palla, batte con tranquillità, con serenità. Riesce a fermare tutto.
Arato fronteggia Di Chiara, si torna dietro da Giambona. Poi Catalano vuole girarsi, Corsino dà fastidio, Catalano ancora, se la porta forse un po' troppo larga. Il capitano dell'Isola. Isola che si sta confermando una squadra molto molto solida, molto rocciosa. Lo sto facendo vedere anche questo pomeriggio. Ci aspettavamo Giambona, bella finta, potrebbe anche calciare, poi Madonia va sul mancino, calcia, Corsino la tocca. Una squadra che quando fa un gol poi cerca sempre di addormentare la partita, di chiudersi dietro, e ci riesce sempre. Catalano intanto, perché al momento la partita si è sbloccata dopo pochi minuti ed è rimasta così, con quel risultato, per tutto il tempo. Giambona. Il gioco dell'Isola, e lo fa molto bene Madonia, aggancia la palla, però Catalano doveva seguire, perché Madonia non credo avesse tanto arato, fallo su Nicchia. Diciamo, non credo che Madonia avesse cercato un passaggio, era più un aggancio, poi non venuto benissimo. Però comunque lì Catalano, se ci crede, va avanti, fa 2 passi in più, si trova davanti la porta a calciare e probabilmente, mi viene a dire, avrebbe fatto anche gol. Giambona fronteggia Di Chiara e poi palla regalata direttamente a San Martino. Chinnici. Finta su Catalano, c'è il taglio di Corsino, poi palla su Corsino da parte di Di Chiara, sbagliata con Giambona, Corsino a pressare, Nicchia la tocca per ultima, ma che rimessa Isola con il Palermo che ci crede, al momento meriterebbe quantomeno il pareggio per quello che sta effettivamente dimostrando in campo, nonostante le tante assenze. Louati per esempio, Gennaro, insomma assenze effettivamente ci sono e sono anche tante. Poi potremmo anche dire sempre l'assenza di Fiorentino, un'assenza importantissima per il Palermo, perché è stato lo scorso anno il giocatore più determinante della promozione. Citiamo una partita, per esempio quella del ritorno in campo dopo la squalifica con il Marsala, trasferta molto molto complicata, e lì Fiorentino fa tripletta. Di Chiara, Nicchia, c'è Corsino largo, lo serve adesso, palla che non passa, Di Chiara, Nicchia ancora, Corsino sul mancino, potrebbe cercare anche il tiro ma non trova lo spiraglio, la palla è rimasta ancora lì, Di Chiara la tocca e poi dritta dalle braccia di Abate. Catalano fronteggia con le braccia aperte Chinnici per levare quanto più campo possibile, non si vede più la palla, la vediamo adesso. Catalano si gira, vediamo in mezzo a 2 Catalano tra Chinnici e Corsino, l'ultimo tocco e rosanero di conseguenza. Rimessa laterale per l'Isola che continua ad attaccare. Sicuramente ha iniziato il secondo tempo meglio rispetto alla fine della prima frazione, dove praticamente aveva smesso di giocare. Arato, Madonia, la impressione alta Corsino, poi ancora Madonia, libera dietro Giambona, palla di ritorno, Catalano da pivot fa un gran lavoro e fa salire i suoi compagni. Giambona, Madonia, vediamo se rientra e calcia, perché potrebbe essere una delle sue giocate. Infatti va sul mancino, Corsino la sporca, poi rimane ancora lì Madonia dietro Giambona, finta contro finta, Di Chiara la tocca ma non basta, poi con Chinnici in anticipo su Catalano, alza il pallone, Arato l'arpiona ma Di Chiara si mette davanti, gliela ruba, Nicchia va dietro Corsino. L'Isola sempre molto molto attenta in fase difensiva, poi Chinnici il dribbling, fallo di Catalano. Si lamenta un po' l'Isola, però sembrava effettivamente molto netto questo fallo sicuramente non cattivo da parte di Catalano, un giocatore molto molto corretto, un giocatore veramente esemplare dal punto di vista del rispetto, sempre molto educato in campo, indossa infatti la fascia da capitano, non è un caso. Chinnici cerca forse un tiro, ma molto molto debole in realtà. Corsino, Chinnici, le finte sbaglia con Catalano, adesso è un 2 contro 1, Madonia rallenta un po' il gioco, poi Arato, vediamo se rientra e calcia sul suo mancino, Arato finta ancora, Di Chiara che va giù nel tentativo di fermarlo e ci riesce. Madonia, se punta Corsino, che al momento sta giocando lui come laterale, non è Chinnici. Madonia fa cenno al compagno di avanzare, lui sceglie il passaggio, poi Arato ancora, Madonia se la stava costruendo per calciare, poi
Ci ha ripensato il 15. Arato alla meglio su Corsino, poi arriva anche il raddoppio di Nicchia, ma si torna dietro sempre da Giambona. Gran partita di Giambona, al momento sta dicendo la partita, poi Madonia si vuole girare, si ritorna sempre da Giambona. C'è tanto giro palla per l'Isola, che gioca anche un po' col cronometro, poi l'elastico da parte di Madonia. Catalano, Madonia ancora, Giambona, deve uscire in pressione Nicchia, poi Corsino, non c'è nulla, uno scontro con... E poi Corsino dice che è stato in anticipo su Arato. Poi palla su San Martino. Poi batticinque tra Catalano e Corsino, che sicuramente ha detto qualcosa di troppo. Corsino però dice sempre tutto in ambito sportivo, chiaramente. Palla di ritorno, Corsino sul mancino, viene chiuso però da un'ottima giocata da parte di Giambona, che come sempre è attentissimo in quel tipo di lavoro. Per Corsino invece sbaglia un passaggio. E poi fuori Arato, dentro credo Di Cara. Sì. Madonia, Giambona, Di Cara. Vediamo se parte con Di Chiara. Questo scontro molto simile dal punto di vista delle lettere nel cognome. Poi Corsino chiude strada e quindi San Martino adesso Di Chiara. C'è anche la carica del Palermo Futsal Club, parte dalle tribune. Chinnici va incontro Nicchia che vuole girarsi. C'è anche il presidente, qui vedete con la fascia a tifare, come un ultra, lo vediamo anche un po' inquadrato, credo abbia sentito quello che stiamo effettivamente dicendo. Intanto rimessa laterale quindi per il Palermo Futsal Club, che continua a spingere con Chinnici che però sbaglia il tocco di Cara, punta Nicchia, poi Di Chiara invece da dietro allarga, anzi allunga, estende la gamba e lo ferma. Chinnici porta a spasso Catalano, poi il taglio di Nicchia, era una bella palla, batte con una finta di corpo, elude anche il possibile arrivo di Nicchia, che viene acclamato fuori. Intanto Catalano prende questo pallone, ci ha creduto Catalano, mette dentro San Martino, poi Di Chiara, e qui Catalano stava fuori una giocata clamorosa, perché si è andato a prendere un pallone che sembrava praticamente perso, ha saltato l'uomo, l'ha messo dentro, e se l'avesse messa leggermente meglio Di Chiara avrebbe fatto un gol facilissimo. Invece è stato un po' troppo sul portiere, bravo San Martino, ma sicuramente l'errore di Catalano. Di Chiara tocca la sporca Nicchia, Di Chiara ancora, il tunnel su Giambona per prendere un colpo al volto, con Madonia che mette palla fuori sportivamente. Lo so, devi fischiare. E quindi rimessa intanto fuori Di Chiara dentro la Fiura, quindi Nicchia andrà a giocare fuori Nicchia dentro la Fiura, quindi sembrava fosse uscito Di Chiara, invece non è così. Abate, sempre lancio lungo, però regalato al collega, seppur siano tanti gli anni di differenza. La Fiura appoggia da Chinnici, Madonia in anticipo, buon lavoro, poi salta nettamente anche la Fiura e si torna dietro da Giambona, ancora Madonia, si fa vedere Catalano, prende il pallone infatti lui da pivot, lo difende tra Corsino e Chinnici, riesce anche a passare. Catalano sta facendo veramente un grandissimo lavoro questo pomeriggio, ma non è una novità perché Catalano è un giocatore incredibile per questa categoria. Di Cara, Madonia, Giambona, Madonia, non sbaglia mai l'Isola con questo possesso palla tanto insistito. Catalano di ritorno per Di Cara, molto largo, Di Chiara invece a tallonarlo, non lo vuole fare girare, poi la Fiera così come un tergicristallo a pressare. Chinnici invece in anticipo su Catalano, poi brutto fallo di Catalano, ma si continua. Chinnici cerca la porta, punta, qui forse era accumulativo credo, Di Chiara per la Fiura, cerca un dribbling, vuole girarsi, la Fiura casca giù e poi da terra contro, e qui Di Cara rischia tanto con la Fiura che vediamo il cartellino. Questo succede per Vediamo, ed è rosso per Di Cara,
e rosso per Di Cara. Reazione sulla Fiora. C'è anche molto arrabbiato Gregorio Abate. Ed il rosso anche per Capitan La Fiora. Ma che c'entra lui? Ma che E poi c'entra Catalano lui? a dire a Di Cara che è stato, diciamo, abbastanza leggero. La Fiora si è beccato il rosso sicuramente per il fallo, non c'è stata alcuna reazione, quindi credo sia semplicemente per il fallo, effettivamente brutto da dietro. Fallo da parte del capitano che dunque va fuori, Di Cara invece per reazione. Adesso si gioca in 4 contro 4, insomma non c'è superiorità numerica da ambedue i lati. Questo per non fischiare prima, questo per non fischiare prima succede. E poi si continua anche nel tornello. La Fiora al momento è messo di lato, non sta facendo nulla, però. Adesso vedremo col giudice sportivo quante giornate saranno per ambedue i giocatori. La Fiora, crediamo, seppur sia stato il rosso diretto, giornata, perché comunque è stato un intervento di gioco, di reazione, di fallo dopo aver preso il pallone. Vedremo. Di Cara credo un po' di più perché la reazione c'è stata. Questo chiaramente lo capiremo e lo vedremo nelle prossime settimane. Intanto tra calcio e punizione per l'Isola. Arato, questo 4 contro 4. C'è Giambona, Madonia, dall'altro invece Chinnici, Corsino e Di Chiara. Intercetta Di Chiara, ricordiamo, per 2 minuti previo gol subito. Giambona, si torna dito da Abate. È sempre però questo lancio è ottimo per Madonia che mette giù una palla complicata. Chinnici lo insegue. Sempre abbastanza preciso Abate. Arato, non perfetto nel controllo, poi cerca di autolanciarsi tra Di Chiara e Corsino. Alla meglio lui. Arato per Abate. Adesso è un 4 contro 3. Torna però in porta Abate, che invece credo che dovesse avanzare un altro poco, perché effettivamente Non lo mollare! poi Madonia accetta il duello fisico con Chinnici. Arato contro Corsino, sceglie l'interno, poi l'esterno, l'interno ancora, va sull'esterno. Arato calcia, San Martino. Corsino adesso si deve ripartire con velocità, vediamo. Chinnici contro Madonia, è veloce Chinnici, ma Madonia lui pure. Poi apertura, Corsino potrebbe calciare. Corsino! Abate! Ho visto! Poi Chinnici chiama il quarto uomo in questo caso, perché non è più il quinto uomo, ma con San Martino, infatti stava guardando Mister Gentile a dire lo dobbiamo fare o no. Chinnici cerca uno spiraglio, vuole fare tutto solo, è veloce Chinnici, palla che non passa, Chinnici ancora l'arpiona e lotta dietro, forse col braccio Madonia, non c'è nulla, ma dubbi sono tanti. Arato, Giambona, Arato, palla ancora dentro Chinnici, lo tocca e poi il 2-0 dell'Isola arriva così con tanta fortuna, però bisogna dire
probabilmente c'era un tocco con il braccio di Madonia e un gol, a mio avviso, da annullare. Fermarlo prima perché l'ha presa con la mano. L'ha presa con la mano, non se ne è accorto. Ha visto cosa è successo? Ci regalava un gol. Arriva il 2-0 nel momento migliore del Palermo. Nel frattempo rientrano in campo i rispettivi quinti, che dovrebbe essere Sujan da un lato e dall'altro Delisi. Però, signore, l'ha presa con la mano, signore. Non se ne è accorto. Sujan, Corsino. Di Chiara, adesso si mette molto complicata per il Palermo. Sbaglia il tocco verso Sujan con Madonia che la intercetta. Gran partita di Madonia. Poi Di Chiara rischia tanto Arato, ma riesce comunque a seguire il compagno. Delisi avanza. E poi lungo linea, palla gettata fuori però. Chinnici, molto sfortunato sull'autogol. Sujan, palla che passa, Di Chiara non la tocca verso Corsino, poi rimpallo su Delisi che vuole nascondere il pallone, ci riesce pure Delisi, ma perde la palla in mezzo a due. Di Chiara, c'è Corsino, le finte, Di Chiara ancora, casca giù, si continua, non c'è nulla, poi appoggio da Sujan. Chinnici, vediamo se si rifà dopo l'errore precedente. Calcio d'angolo. Poi fuori Arato, dentro deve essere Pace. Poi Corsino calcia male. Tutto Pace nel frattempo, sì. Sbaglia, Abate con Nicchia che di testa l'appoggia da Chinnici. Adesso è lui l'attaccante perché manca la Fiura, manca Gennaro, c'è solo Nicchia adesso in attacco. La coperta è un po' corta in attacco. Corsino, Chinnici, tocco su Sujan, sbaglia il tocco su Sujan, poi Madonia ancora, Giambona allarga per Pace, troppo debole il suo tiro. Chinnici si fa vedere Nicchia, proprio sul 17 che è veloce, viene tallonato da Delisi, però fa una bella chiusura in difesa. Delisi, Abate, poi Pace, l'anticipo di Corsino, Sujan, Corsino, Chinnici, poteva andare verso la porta ma decide di andare dietro. Sujan va sul mancino, doppia deviazione e poi Abate. I palloni dalle parti di Abate non arrivano praticamente mai, c'è sempre una muraglia attorno. Giambona, Madonia, Delisi avanza, lo fronteggiano sia Corsino che Nicchia, si torna dietro adesso. Giambona alle spalle, Chinnici chiude, arpiona su Madonia, però era un rischio veramente gigantesco questo. Corsino, Chinnici su Corsino in mezzo a due, ottiene il massimo. Sicuramente la cosa che non si può dire è che Corsino non si stia impegnando, anzi tutt'altro, sta giocando una buonissima partita, però si sta faticando tanto in zona gol, ma lo sta dimostrando tanto in trasferte il Palermo, perché nelle ultime trasferte con Real Sports e di Tinanes, entrambe perse, la fatica è stata veramente incredibile in fase d'attacco. Real Sports 2 gol e Tinanes 1 gol, decisamente meglio di in casa. 8 gol con il San Vincenzo, 7 con la Vigor. Sujan, scontro fisico con Pace, poi San Martino, Nicchia contro Madonia, salta, va tutto solo Nicchia ma sbaglia. Madonia cercava un fallo probabilmente, Madonia con esperienza. Delisi, tra l'altro si sente meglio in questo secondo tempo rispetto alla prima frazione.
Palla centrale, Delisi, Giambona. Adesso tanto giro palla come sempre, Pace. Delisi, Corsino, poi su Gianne, a tallonarlo, Corsino, ancora direzione Abate, poi Nicchia, Abate e Corsino! La palla non vuole entrare. E Abate ha fatto una gran parata su Nicchia, non perfetto forse sul primo tiro, però poi sicuramente perfetto nella seconda. Pace. Delisi. Poi Corsino prova l'anticipo, ci arriva Chinnici. Su John. Sulla posizione di Nicchia. Su John. Lo serve adesso, Nicchia mette dentro. E poi Abate parte solo. Delisi. Su John. Vediamo se Mister Gentile prova. Tanto Corsino chiama il cambio. Forse entrerà Lopez, probabilmente. Potrebbe esserci anche la soluzione Meli, che infatti si sta riscaldando e credo che forse toccherà al classe 2006, che ha esordito nel match contro il San Vincenzo. Sta facendo molto molto bene con l'Under 19. Tripletta e tripletta, l'ultime due partite 6 gol. Giocatore che parte solitamente dietro, quindi non è nemmeno un pivot. Su Jean. Vede il taglio di Nicchia, Giambona chiude tutto con una calma olimpionica, poi Delisi punta, Corsino, anzi passa da Corsino, poi Delisi ancora, dopo il tocco, largo ancora, San Martino sul primo palo, in spaccata su Pace. Corsino, che è un po' stanco adesso, l'ha chiesto al mister Gentile, fammi uscire. E infatti sta faticando un po' al centro, 1-2 con Sujonne, palla che passa, Sujonne cerca ancora un passaggio in mezzo da Giambona che poi lo getta fuori e intanto time out è chiamato dall'Isola con il Palermo che sta giocando bene, sta anche dominando la partita, ma risultato di 2-0. L'Isola, una squadra che l'avevamo anche detto nella nostra intro, molto molto solida, ha sbloccato la partita, si è difesa, ha rischiato poco e ha anche attaccato poco, però bisogna dire. Poi cerca di capire quanto manchi alla fine della partita. Sempre 2-0 il risultato. Un gol sfortunatissimo di Chinnici. Il gol di Giambona invece. Si termina in campo con Nicchia, anche Dichiara per Chinnici e Corsino resta in campo. Ci aspettavamo forse un cambio, era molto stanco. E poi San Martino si gioca col quinto di movimento, perché Chinnici a fare il quinto. Quindi Corsino, Chinnici, Sujonne, Nicchia e Dichiara. Proprio il tutto per tutto, mister Gentile, ed effettivamente credo sia la scelta giusta. Arrivati a questo momento lo devi fare. Chinnici, anche perché lì sono una squadra che si chiude tanto, quindi abbastanza difficile andare a rompere le marcature. Chinnici, Sujonne, si vede qua Nicchia, Sujonne ancora, batte, poi nuovamente Sujonne, lascia Dichiara attacco. E qui Palermo poteva, anzi doveva sfruttarlo meglio, non sono arrivati a calciare bene, però manca la Fiora lì davanti, si vede. Corsino, tocco di Arato, poi Corsino va a togliere la strada, poi ancora è scivolata. Sta lottando Arato, l'ultimo tocco. Ma come cazzo si fa? E rimane Chinnici in porta. Giambona. Scambio colorato, sbagliano tutto. No, non è lui il problema. È lui il problema. De rimessa Palermo con Sujonne.
Si fa vedere Di Chiara, di ritorno da Sujan. Corsino, Erato torna dietro, c'è Chinnici, Di Chiara, le finte, Giambona ruba lo spazio. Mancano 4,5 alla fine della partita. Sujan alza questo pallone un po' complicato da Chinnici, che però lo mette giù sempre con maestria. Una grandissima partita per Chinnici anche oggi, ma non è un giocatore che stiamo conoscendo questo pomeriggio. L'autogol chiaramente non cambia nulla. Di Chiara passa, però passa anche il pallone, non passa nuovamente lui. Poi San Martino torna tra i pali. Arato, se si gira lo fa molto bene su Sujan, poi Nicchia e mezzo a due ancora Arato. Giambona, Madonia, subito da Giambona. Poi Arato, Giambona, si inserisce ancora il tocco. Adesso è chiara l'impostazione dell'Isola. Entrambi Giambona in campo con Madonia e il solo Arato praticamente a lottare in attacco. È un po' quello che ci aspettavamo, quindi squadra che è molto molto chiusa. Corsino, sale Chinnici, c'è Di Chiara vicino a lui, finta contro finta, si va da Di Chiara ancora, si ferma, poi sbaglia tutto. Arato cerca la porta e Chinnici con tanta esperienza aveva già visto il pallone fuori. Di Chiara, Chinnici, l'anticipo di Madonia, ancora Chinnici messo un po' in difficoltà. Corsino, Sujan, adesso è un po' messa male l'Isola. Sujan vuole approfittare, sceglie di andare verso l'interno ma sbaglia, poi Arato lotta ancora. Arato, questa volta va bene così, la chiude probabilmente 3-0. Rugi! A 1000 Rugi! Entra in campo Meli intanto. Posto di Sujan. Entra in campo anche Pace. Sul 3-0 credo sia veramente molto molto dura per il Palermo, perché l'Isola è una squadra tanto tanto chiusa, l'Isola. Nicchia, punta all'uomo, salta Madonia, Nicchia ancora fermato, palla che rimane lì, poi Pace se la porta fuori. E poi c'è nuovamente Chinnici. Meli per Di Chiara. Chinnici cambia tutto, Corsino, Di Chiara. Ancora Corsino, aggancia Meli dentro subito verso Nicchia, poi Madonia con l'anca Di Chiara, poi Chinnici in anticipo. Corsino, Di Chiara, Chinnici, largo Nicchia, mette dentro la palla e la sfiora soltanto Meli, o forse tocca con la tibia. Giambona, il fratello per Corsino, Giambona la tocca ancora, poi Pace alla meglio su Di Chiara che però sradica, cerca anche un dribbling e gli riesce pure. Meli si appoggia da Corsino e si ritorna con Chinnici in campo. Di Chiara, Chinnici, il dribbling di Meli che va dietro, Chinnici, Di Chiara ancora, Corsino, Nicchia sul secondo palo, c'era Meli tutto solo, poi Nicchia ancora a lottare, Giambona e l'altro Giambona, poi cerca la porta, la tocca di testa Corsino e con il petto la smorza abbastanza Di Chiara. Chinnici cerca l'imbucata, sbaglia il tocco, c'è la palla adesso su Corsino e poi abbatte sul primo palo. Di Chiara, Chinnici viene invitato al tiro, poi Corsino, Nicchia ancora abbatte sul primo palo e poi sempre Giambona a spazzare, ma la palla non vuole veramente entrare, c'è anche un super abbatte però. Chinnici
Meli per Nicchia, Abate, poi colpo di testa di Meli, e anche quando la palla passa c'è comunque un gran portiere come Abate. Bravo, Ruggi! Poi in campo nuovamente San Martino per Chinnici, Giambona, pressione di Nicchia, attacco verso Madonia, palla di ritorno di Chiara, Corsino. Vai, bravo, mettili bene! Tutta la partita in campo praticamente per Gianluca Corsino. Meli se la costruisce, vuole anche calciare, e poi con questo tiro finisce anche la partita. 3-0, vince l'Isola che batte il Palermo Futsal Club con il risultato appunto di 3-0, finisce quindi il girone di andata dei rosanero con 15 punti. Una sconfitta, potremmo dire forse un po' a metà, perché in realtà il Palermo ha giocato secondo me anche meglio rispetto all'Isola, però il risultato è comunque di 3-0 e dunque c'è da sottolineare sicuramente il cinismo della squadra di casa, che in questo campo fa sempre tanto bene. Ha giocato una gran partita soprattutto in fase difensiva, non ha praticamente sofferto quasi mai dal punto di vista di azioni dirette dalle parti di Abate, e in quelle che sono arrivate Abate ha comunque risposto presente e ha vinto sfruttando quelle occasioni che sono capitate, e il risultato quindi è di 3-0. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisili è tutto, vi ringrazio ancora, alla prossima e buone feste.